È chiaro che per molte famiglie le difficoltà sono tante, quindi da parte nostra chiediamo ovviamente al governo di poterci aiutare, di fare un ulteriore sforzo per andare incontro alle famiglie, soprattutto quelle della montagna, i cui costi ovviamente per riuscire a ripararsi dal freddo sono decisamente più alti rispetto agli altri luoghi del nostro territorio nazionale. La tendenza è generale, ma in montagna si fa marcata. Con le temperature che si abbassano e restano sotto lo zero tutto il giorno anche nei fondovalle, il caro bolletta fa più paura. Dalla provincia quindi parte un nuovo appello con i comuni che stanno correndo ai ripari. A Seren del Grappa, per esempio, arriva un bonus fino a 300 euro per i redditi, con ISEE fino a 20.000. Con questo bando, con questa somma, cerchiamo così di dare una risposta concreta alle tantissime famiglie che sono sempre più in difficoltà, anche quelle del ceto medio, a causa dell'inflazione e degli aumenti dei prezzi, non solo di energia e del gas, ma anche del carrello della spesa. E per aiutare le famiglie si taglia intanto sull'atmosfera natalizia, facendo già i conti anche per il nuovo anno. Siccome da inizio gennaio dovremo anche noi andare a diminuire l'illuminazione pubblica, abbiamo creduto fosse giusto avere da subito una scelta coerente e sobria per queste festività natalizie, e quindi non avremo luminarie nei nostri paesi. Molti sindaci, anche noi a Longarone in particolare, non siamo riusciti a garantire ad esempio un Natale come era quello degli altri anni. È un dispiacere, lo dico sinceramente, mi auguro che dal prossimo Natale si possa tornare come prima